Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi abbiamo un ospite dall'altra parte, che viene dall'altra parte del mondo. Roberto, ciao Roberto. Ciao Adele, ciao, grazie per avermi invitato qua. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie a te per esserci. Allora, dovete sapere che la storia di Roberto è veramente affascinante. Io lo conosco come studente perché un vero ricercatore non smette mai di studiare e vedremo adesso da quello che sta portando avanti che è effettivamente così, quando si è ricercatori non si smette mai di studiare. Quindi l'ho conosciuto grazie alla Libera Università e l'ho incontrato in Spagna quando eravamo appunto nomadi in giro per la Spagna. Dopodiché per tutte le qualifiche, insomma le conoscenze che ha questo giovane ricercatore italiano all'estero, gli ho proposto di fare un corso per noi che tratti un argomento estremamente importante per la nuova pedagogia, e cioè la geometria sacra. Ma prima di affrontare diciamo, i temi che tratterà Roberto, vorrei chiedere a Roberto se ci racconta un pochino della sua storia, di come è arrivato insomma ad avere poi un suo canale, insomma è un ricercatore veramente a 360 gradi, Robby. Parlaci un po' di te. Dunque, che dire, io sono architetto, la mia formazione, diciamo, accademica, per modo di dire, perché poi da subito entro nel studio universitario molto sulle barricate e contromano, però voglio dire, affronto con serietà anche la parte accademica della formazione, perché anche quella è fondamentale, ma poi soprattutto la facoltà di architettura in sé. Io le sono molto grato perché è una facoltà che apre la testa, quantomeno a me l'ha aperta, ma credo che la apra a chiunque la faccia con amore e con passione. Io ricordo ancora, ho avuto la possibilità di conoscere molti architetti famosi. Oggi c'è un termine che trovo imbarazzante, che è Archistar, che lo trovo vergognoso come termine, quasi paragonando gli architetti a delle rockstar, però a molti probabilmente di loro piace, però io ho conosciuto molti, una dozzina di quelli della generazione appena precedente, che erano, secondo me, che sopra questi archistar, e mi ricordo Philip Johnson, che aveva più di 90 anni quando l'ho conosciuto, e un ragazzo, uno studente, gli aveva chiesto: ma come faccio a sapere se l'architetto è il mio lavoro? E lui, ultra novantenne, ha detto: tu lo capisci il primo giorno che vai in cantiere, perché l'architettura è come il sesso, come una bella donna, se ti piace tu in cantiere ci vuoi stare, no? E io, quando vedi un uomo di 90 anni che ha passato tutte le avanguardie del Novecento, dire una cosa del genere, è questa, quando uno fa una qualunque materia, ma in questo caso l'architettura, con questa passione, è sicuramente una facoltà che apre la testa. Però io arrivo insomma, come tutti, da un passato. Quando vedo Roberto Bambino, che parlo a presente perché il tempo passato, presente e futuro sono qua ora, se mi riesco a strarre riesco un po' a avvicinarmi molto al Roberto Bambino, a riviverlo quasi, un po' come tutti noi, no? È un bambino molto felice, che ha vissuto un'infanzia terribile, tremenda, molto felice, un'infanzia molto felice e terribile, quindi ha vissuto da subito questa dualità, perché ho avuto tutto: la scuola, gli amici, il papà, la mamma con mille passioni e mille cose, e questa malattia della mamma che non lasciava scampo, gli avevano dato 2 settimane di vita, e quindi sono dovuto crescere molto in fretta, perché quando avevo 5 anni, e a 6 già sapevo tutto, perché evidentemente con questo intuito non era possibile nascondermi le cose, quindi sono riusciti a nascondere meno di un anno. E poi dopo da lì c'è stata questa connessione con un lignaggio di linea materna. La nonna curava, quindi io ho avuto questo legame fortissimo con la terra, con le tradizioni della mia terra. Le famiglie paterna e materna hanno due regioni vicine, quindi una tradizione antichissima di popolo celto-ligure,
delle due regioni, Lombardia e Liguria, che erano tradizioni molto simili, con orgoglio e con vanto le due famiglie sono legate alla terra, anche ci sono poi molti che cercano di nasconderlo perché tutti mi hanno la terra, e per me questa è una fortuna invece. E la nonna materna alla domenica, quando c'era il giorno di riposo, arrivavano da tutti i paesi vicini per farsi aggiustare le gambe. Quindi non erano riusciti, l'Inquisizione non era riuscita a bruciare questa parte della nostra famiglia quando di sicuramente antichissimo lignaggio celtico, intendo come forma di guarigione, ma magari ancora più antico, insomma, che arriva dalla terra, come ogni regione ha la sua tradizione, poi in fondo sono tutte molto simili. Parlo della mia, ma sono tutte poi uguali, simili, no? Il percorso che è stato fatto quantomeno in Italia e nell'Europa, ma probabilmente in tutti i popoli nativi del mondo. E quindi da lì la mamma ancora aveva conservato parte di queste conoscenze, io pochissimo, quel poco che mi serve per aggiustarmi le slogature, ma ho preso tante altre cose, ho scoperto, e arrivo al dunque della mia formazione, ho scoperto recentemente di aver vivissimo questo legame sottile, diciamo, ma soprattutto perché ho capito che poi, qualche anno dopo, quando avevo circa 9-10 anni, ho assistito, ho imparato anche la magia della co-creazione, della manipolazione e deformazione della realtà, perché un famosissimo esperto di Milano, che poi è diventato il massimo esperto nazionale, ovviamente non faccio nomi, è uno rinomato a livello mondiale, scritto milioni di libri, eccetera, aveva dato 2 settimane di vita alla mamma, e quindi lì c'è stata questa co-creazione, padre, madre, figlio, quindi della dualità fortissima di questa gioventù bellissima e tragica, a questo trio. In realtà c'era anche mia sorella, ma si era giustamente messa da parte, perché in 4 cosa avremmo creato, no? Lei era più grande e giustamente, per fortuna, aveva le sue cose da portare avanti, e quindi è stato possibile questa creazione. E di colpo succede che papà, disperato, si vede che ha cominciato a sentire i suoi amici qua e là, e un amico che era andato negli Stati Uniti, insomma, la cosa incredibile, abbiamo vinto a Superenalotto, nel senso che il caso della mamma è arrivato sulla scrivania di un ospedale americano, e sembra una storia di un film. Questo professore doveva decidere come utilizzare dei fondi dati per la ricerca da qualche magnate, da uno sceicco, non lo so, non lo sappiamo, e il caso della mamma gli era interessato dal punto di vista scientifico, senza conoscerci assolutamente, semplicemente che c'erano 13 casi nel mondo, quindi ha scelto quel caso lì, gli ha vinto Superenalotto, ci siamo imbarcati, e io mi sono trovato a 10 anni a fare il traduttore, quindi non è che potevano più negarmi niente, cioè dovevo spiegare io a loro cosa stava succedendo, eccetera. Quindi sono cresciuto molto in fretta, e per me questa è un'infanzia bellissima, nel senso che in questa dualità poi c'è stato, quindi mi rendo conto oggi che sono stato ricollegato a questo legame familiare. Io oggi studio, ricerco tutto ciò che sono medicine chiamiamole alternative, anche se sono quelle originali poi del pianeta, medicine ancestrali, medicine olistiche, non so, per usare alcuni tipi di parole per intenderci, ecco. E pratico molte di queste discipline, insomma, all'atere, oltre a essere architetto, mi occupo di autoguarigione e di aiutare lo sviluppo dell'autoguarigione altrui. Questo lo faccio soprattutto anche e soprattutto come, diciamo, passare di competenze, cioè, diciamo, di istruzione riguardo a questa cosa. Mi occupo anche direttamente, quando mi viene chiesto un consiglio, un aiuto, dello sblocco e dello sviluppo dell'autoguarigione che ciascuno di noi ha dentro di sé.
E tutto questo deriva da lì. Poi, ma insomma, in realtà da subito in questa bellissima infanzia completa che ho avuto, la scuola, da subito ero molto interessato, sono sempre stato interessato alla storia dell'arte, praticamente sono stato sin da piccolo, da piccolo fino all'università, fino alla fine del liceo, l'unico che era sempre attento a quella lezione, e alla lezione di disegno che al liceo scientifico si faceva allora, c'erano questi libroni molto grossi dove si ricostruivano tutte le figure geometriche, e io insomma il compito in classe lo finivo dopo 10 minuti, quindi lo facevo per 2 o 3 compagni vicini, così, no? A gratis, nel senso che mi divertivo a farne 3 o 4, e quindi le costruzioni delle varie figure geometriche, e da lì insomma non è altro che poi scoprire e ripercorrere la geometria sacra, la quadratura del cerchio, questa figura impossibile che si crede impossibile, insomma in realtà sì, non si è mai arrivato alla quadratura del cerchio, ma c'è la costruzione, ci sono diverse costruzioni geometriche che si avvicinano tantissimo, quindi sì, è stata risolta, per modo di dire, insomma, con un'approssimazione molto molto simile. E queste cose le cominci a scoprire, insomma, quindi questa magia della co-creazione della realtà, la mamma, i tarocchi, il pendolo, Nostradamus, la pittura, la sartoria. Mamma era sarta perché da bambina ha iniziato ad andare in fabbrica molto giovane, e quindi poi è diventata sarta, e era pittrice e aveva tutte queste passioni. Papà ha i suoi viaggi astrali, e quindi questo è un po' la formazione di base, e quindi divento poi, per me era normale a 11-12 anni fare il traduttore di questa cosa tragica. Mamma è stata salvata per un lungo periodo, e poi la co-creazione è finita, è dovuto andare incontro al suo destino, e fortunatamente non era in questo piano quando ci sono successe le cose degli ultimi anni. Questo mi solleva. E poi invece io come adolescente e giovane uomo sono stato un po' un ribelle, ma non per modo di dire, insomma, davvero sulle barricate, cresciuto fra i salotti e le piazze, quando erano ancora calde, le piazze di Milano, e questo mi ha dato un grande insegnamento, una grande scuola di non mollare mai, 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 non mollare veramente mai. E da lì inizia l'università di architettura, subito sulle barricate, come ho detto, e questa insomma è un po' la storia della formazione. Da subito, insieme a architettura, mi sono interessato come passione di archeologia, di esoterismo. Allora l'avevo mollato poi perché non capivo, non era il momento giusto, non mi erano arrivate tante cose. Oggi, per esempio, con l'ultimo viaggio da cui torno da pochi giorni, sono stato in un viaggio, insomma, un'avventura anche, insomma, per certi versi pericolosa come tutte le avventure, un'avventura sulle alture della Bolivia, incredibile, e anche lì sono stato, come tutti questi viaggi, si entra poi in contatto con delle forze molto forti, con energie fortissime, E e allora aspetta un attimo, Robby, non andiamo così avanti perché ho ancora un paio di domande da farti. certo. Allora, un architetto divergente ti potrei definire, vista la formazione che ci hai appena descritto, con un interesse, diciamo, innato per la guarigione di discendenza matrilineare, quindi la vera, diciamo, fonte dell'energia del nostro pianeta, se vogliamo, no? Se vogliamo dare retta a tutta l'archeologia di Maria Gimbutas, eccetera, eccetera. Ma cioè la domanda, diciamo, che sorge spontanea è: secondo te perché è così importante oggi dedicarsi allo studio di alcuni temi, appunto esoterici, come la geometria sacra? Perché i simboli sono così importanti oggi, più che mai? Beh, innanzitutto credo che è sempre importante dedicarsi allo studio, perché soprattutto in questo periodo bisogna trovare una bussola, e quindi per avere delle basi su dove andare bisogna avere una centratura. Quindi uno poi può trovare i suoi metodi, la meditazione è uno dei classici, ma ognuno sceglie il suo, e lo studio è fondamentale. Perché la geometria sacra? Io credo che
il futuro di questo mondo, che poi è oggi, perché passato, presente e futuro coesistono, sia nel nostro passato. Nel senso che, beh, a parte appunto per il fatto che il presente è l'unica realtà che esiste, da ogni punto di vista la vogliamo vedere, da quello prettamente pratico a quello scientifico, filosofico, l'unica cosa che esiste è il presente, dove viviamo noi oggi, ma futuro e passato coesistono, no? In questo stesso momento, quindi tutte le infinità di esperienze che abbiamo vissuto, che vivremo, sono qua, oggi, adesso. Chiaramente noi con la nostra consapevolezza siamo qui e quindi viviamo il presente, possiamo avere un ricordo del passato e alcuni possono avere delle anticipazioni del futuro, ma perché in realtà stanno convivendo. Ma di più, per chi sa o crede che sia così, anche tutte le eventuali nostre altre presenze su questo pianeta, su altri piani, convivono tutte nello stesso momento. Quindi, per esempio, nella lingua Quechua, che è una delle lingue andine ancora molto viva oggi, perché ci sono molte scuole, viene ristudiata e quindi sta tornando, la parola passato ha un'assonanza con la parola davanti, avanti, e la parola futuro ha un'assonanza con la parola indietro. Questo perché il passato ci sta davanti come guida, no? Ma questo nella logica di un tempo circolare e non il tempo lineare che è stato imposto quando è stata estirpata la nostra cultura nativa, estirpata in parte, perché mica credono di aver vinto, la nostra cultura nativa europea, gli imperialismi che sono venuti hanno voluto farci credere che esiste una linea, un tempo lineare, no? Quindi una sequenza di cose per poter produrre, vendere, comprare, no? Questo era lo schema. In realtà nel passato appunto sappiamo che si è sempre pensato a un tempo circolare, un tempo che può andare avanti e può tornare indietro, non ha una linearità fissa. E appunto il fatto che il passato ci sta davanti, perché ci sta lì come guida, e quindi è trovare il percorso giusto per poter incanalarsi, ma è una ciclicità che sale a spirale, no? Un salto di ottava che è quello che succede poi a chiunque nel percorso di conoscenza. Poi arriva un momento in cui ce ne rendiamo più conto, e rendendoci più conto di questi salti di ottava li possiamo anche facilitare, torniamo al discorso di prima, a co-creare la realtà e a distorcerla e modificarla nei limiti del possibile, per come abbiamo imparato a modo nostro, quindi magari facilitare anche questi salti di ottava. E quindi credo, per tornare alla domanda, che la geometria sacra sia importante oggi più che mai, e attuale oggi più che mai, perché è uno strumento con mille forme, una specie di coltellino svizzero con mille utilità. È come uno strumento anche multidimensionale poi, però, che può aiutarci a incanarci su questa salita, su questo giusto canale della spirale per ascendere, no? E salire. Perché? Perché in fondo gli antichi, sapevano che il tempo era una spirale, sapevano che il passato sta davanti, quindi sapevano che questi strumenti sarebbero tornati. E quindi torniamo a quello di cui stavamo parlando, la potenza del simbolo. Io credo che l'importanza della geometria sacra in questo mondo che stiamo creando è tornare a capire la semplicità della geometria sacra, la semplicità, perché oggi appare un po' come una materia, diciamo, quasi iniziatica. Uso questa parola non per riempirmi la bocca, ma perché ovviamente nel corso della storia è stata una delle materie che sono diventate segrete, diciamo, no? Perché insomma, l'Inquisizione è iniziata molto prima di quanto riportato sui libri di storia, no? E quindi ben prima, cioè nei tempi molto più antichi, diciamo, delle scuole misteriche o delle scuole segrete,
in realtà la geometria sacra era pubblica. E inizia, ne abbiamo, almeno nella nostra civiltà, ne abbiamo testimonianza appunto con i petroglifi, con la pittura, l'arte antica, dove c'è tutto il repertorio completo di geometria sacra e ci sono anche altri tipi di disegni, perché poi disegnavano anche quant'altro, però tutto nasce dal simbolo, dalla geometria semplice, quindi il simbolo, no? Sappiamo dal punto di vista etimologico dal verbo simballo, cioè unire due cose differenti tra di loro, no? L'opposto di diaballo. E il simbolo in sé in realtà poi ci porta meditandoci sopra, possedendolo, conoscendolo, ci porta a poter arrivare a capire un sacco di significati che sono dentro. E questo dipende dal livello di coscienza di ciascuno, e quindi a poco scoprirà in un simbolo determinati significati, determinate cose. La stessa persona dopo un mese può scoprire altri significati, e i metodi poi sono molti. Diceva ad esempio Omran, per citare uno dei grandi maestri, che il linguaggio simbolico assoluto, no, è quello poi delle figure geometriche. Quindi questa stretta correlazione fra il simbolo e la geometria sacra. E figure geometriche che sono l'ossatura stessa della realtà. Beh, torniamo ai discorsi di tutti i grandi filosofi, no? E quindi faceva da Pitagora e quant'altri. Adesso non ho voluto citare uno più moderno perché poi è anche facilmente accessibile, però poi nel corso ne citeremo diversi, però è anche uno di quelli più facilmente accessibili, tradotto facilmente, quindi facilmente accessibile, insomma non è... è siccome è tradotto dal francese, è tradotto bene, insomma, da un'altra lingua, perché poi dopo sappiamo che per esempio un grandissimo maestro come Steiner, poi a volte per me è un po' ostico da leggere, perché forse anche perché è stato tradotto dal tedesco e chissà, magari con tutta quella mole di lavoro è stato tradotto difficilmente. Ho voluto citare Omran fra i molti perché è molto facile da leggere, no? E lui ci dice che come guarda, qua lo dice, come il mondo divino del pensiero può cristallizzarsi nei simboli, così diluendo quei simboli, vale a dire facendoli resuscitare e vivificandoli nella propria anima, si possono scoprire e ricavare le ricchezze che essi contengono. No? Quindi ancora una volta uno strumento importante. E stavamo ricordando Pitagora quando c'era un candidato discepolo, lo chiudeva in una stanza, si dice, con una brocca d'acqua, del pane e un simbolo, no? Su quale meditare, perché poi da lì può uscire tutto e esce un mondo. Quindi il simbolo e quindi la geometria sacra come un seme, no? Come un seme che può far germogliare. E diceva ancora qualcuno di questi maestri, insomma, possedendo una dozzina di questi simboli, puoi possedere tutte le scienze. Allora, secondo me l'importanza è quella di tornare a scoprire la semplicità, dopo tutto questo discorso che in realtà poi racchiudendo la geometria sacra, la genesi della matrice del tutto, insomma una cosa che pare complicatissima, e in fondo se mi dici in 12 simboli racchiudi tutte le scienze lo è, però in realtà la volontà del corso, e anche quello che penso che sia l'importanza della geometria sacra oggi, è quella di tornare alla semplicità delle origini, quale? Quella prima dell'inquisizione, di una delle prime inquisizioni, quando ci si è dovuti nascondere e segretare. Ancora molti oggi ritengono che sia una materia segreta, ma prima ancora non lo era. Perché? Perché queste grandi pareti, io poi magari ne parliamo dopo, ho avuto la possibilità in questi giorni di entrare in contatto con anime antiche che mi hanno fatto fare un paio di giri di spirale di ottava in alto in più rispetto anche a questi argomenti, a me personalmente, rispetto a come ero prima, e quindi mi hanno aiutato a capire un po' meglio le cose di quanto le stessi capendo, e che in questo continuo percorso che tutti abbiamo la possibilità di fare un gradino per volta, no? Queste pareti pitturate o scolpite di petroglifi, di queste figure geometriche, erano lavagne, enormi lavagne, dove chiunque portava il padre e il figlio a capire, no, pubblicamente o da soli, in privato,
che cosa ci fosse in quei simboli, quindi l'agricoltura, la geometria, gli astri, l'architettura, e abbiamo detto tutto. I lavori essenziali ci sono, no? Quando hai fatto da mangiare e ti sei protetto, poi tutto il resto sono orpelli che abbiamo creato per vendere, no? E Cioè, una scelta che voglio dire, abbiamo fatto entrambi, no? Io, per esempio, sono andata a vivere in Sardegna, dove dovunque mi giro vedo simboli di spirali oppure immagini appunto di tori che non sono altro che la forma dei pozzi sacri, eccetera, eccetera, no? E tu che hai fatto la scelta di andare a vivere in America, America centrale, quindi sei vicino a due grandi civiltà. Questa cosa comunque la tua scelta ha poi portato, insomma, aiutato anche la ricerca che stai portando avanti ora e che ti sta portando in giro a fare questi meravigliosi viaggi. Ultimamente insomma, stai facendo una ricerca, abbiamo visto i tuoi video proprio su queste mummie aliene che hanno creato questo grande dibattito fra esperti e semplici curiosi. Ci vuoi parlare in conclusione di queste tue ultime, diciamo, mo ci vuole avventure che stai vivendo e che i nostri amici possono seguire anche sul tuo canale? Ma sì, diciamo, questa scelta di venire in America in realtà è stata una scelta, però era segnata, penso a 6 anni, quando ho visto per la prima volta una cartina, non so se mi stessero insegnando geografia, piuttosto che la cosiddetta scoperta dell'America. Ho visto che un'energia incredibile lì, e mi è sempre rimasto impresso quel giorno. E poi va bene, mia moglie è italiana, e però è cresciuta, non però, è italiana ed è nata nelle Americhe, in Sud America, e i miei figli stanno crescendo qua. C'era un legame, e adesso nel corso, torno in questi giorni da un'avventura incredibile nella quale ho partecipato anche per alcuni giorni a una spedizione archeologica con alcuni nuovi amici che fanno questo di mestiere, insomma, con antropologi, archeologi e altre professioni di spagnoli e boliviani. E eravamo alla ricerca di petroglifi inediti che poi verranno pubblicati. Io ho fatto diverse migliaia di foto e video, e sicuramente ne parlerò sui canali e quant'altro, però l'esperienza è stata incredibile, perché come dicevo, a parte l'avventura, e che per forza a tratti sono anche pericolose, perché ti trovi a camminare, a scalare per 5, 6, 7 ore al giorno, a 2500, 3000, 4000 metri, e sotto un sole cocente, un vento tagliente, ti trovi magari senza acqua, con la guida che a volte si perde, insomma ci sono anche situazioni, e lì a quel punto mantieni la certezza della tua cooperazione e della tua energia, la tua forza, no? Anche quando, quando il medico per 2 volte ti ripete stiamo vicini a disidratarci, e gli ho dovuto dire per favore stai zitto adesso, perché l'abbiamo capito, ma stai creando una forma di pensiero negativa, no? Si è offeso, se n'è andato, ma sapeva che avevo ragione, e poi siamo usciti tranquillamente dalla vicenda. Ed è bellissimo, perché tu vivi per 3 giorni in mezzo a petroglifi, dove non c'è nulla, no? Beh, salvo che a sera torni nel villaggio. E lì, appunto, mi ricordo che quando... e lì fai un salto di scala, no? Perché a livello di percezione, quantomeno, per esempio, di geometria sacra, fai un salto di scala, perché tu recepisci quell'energia che è lì, perché quello è un luogo sacro, perché camminando per 3 giorni in mezzo a migliaia e migliaia di petroglifi, di cui ne puoi vedere al limite la metà, perché poi se avessi anche il tempo non hai più le forze per andare avanti. Poi ci sono anche dei luoghi rituali sacri, e quindi lì le energie, come sappiamo, e parleremo anche di queste cose nel corso, chiaramente questi luoghi sono sempre stati prescelti, dove la terra ha delle energie particolari e dove si intersecano energie telluriche e energie del cielo,
E poi i riti che allora si facevano amplificavano tutto questo. Magari la parte del rituale si è persa nel migliaia di anni, però l'altra parte rimane. Quindi tutte queste energie si convogliono. E per tornare al discorso della geometria sacra, la domanda che mi avevi fatto, mi ricordo che qualche mese fa, al giro di ottava precedente di questo, ero stato in Guatemala, a Tikal e Yaxchá, due posti incredibili, dozzine di piramidi, e la guida di là, Don Luis, che è un uomo metà Maya e metà europeo, mi ha detto un sacco di cose incredibili sulle quali riflettere. Una sulle quali non ho mai riflettuto, mi ha detto, vedi, il modo più sicuro per poter avere uno sviluppo di coscienza è venire in questi posti. Chiaramente venire in questi posti sapendo come ricevere, come manovrare le energie che ci sono. Non ci ho mai riflettuto, poi ne ho parlato con varie persone, tutti mi dicono, esperti, mi dicono chiaramente è così, no? Ma era una cosa che già sapevo anch'io, però me lo doveva dire Don Luis perché non ci avevo mai riflettuto. E chiaramente è così. Io per esempio in Guatemala mi stavo tirando dietro una piccola autoguarigione che non si completava, ero scalato diverse piramidi, si è completata, no? Per fare un esempio. Quindi le energie poi si muovono e si convogliono. E così, per tornare alla geometria sacra in sé, come parlavamo prima di Pitagora, che metteva il discepolo davanti a una figura geometrica sulla quale riflettere, il fatto invece di viverci in mezzo, non sei chiuso in una stanza col pane, non ce l'hai, hai al massimo, ti porta avanti le tue energie, il sapere della guida che hai con te, e le erbe sacre che la natura, la madre terra ha dato a quelle alture, e vai avanti per quello. Però sei all'aperto, ma sei circondato da migliaia di questi simboli sacri, e quindi il fatto di viverli, queste energie ti portano a un risveglio. La stessa cosa succede poi riflettendoci, quindi studiandoli e facendo un percorso. La geometria sacra è uno strumento, ma torno alla risposta alla domanda, la geometria sacra è uno strumento, quindi, volendo, anche per uno sviluppo di coscienza spirituale e di riflessione, che poi rimane lì e lavora dentro della persona. Così come nei luoghi di geografia sacra, di cui parleremo anche di questo nel corso, anche la geometria in sé. E quindi sì, abbiamo trovato diversi esseri tridattili, che penso mostrerò a breve, e sia scolpiti che nell'arte tessile locale. Nelle Americhe l'arte tessile sta tramandando oggi ancora le antichissime tradizioni in tutti i paesi delle Americhe, che è una cosa che in Europa mi pare si sia persa. E quindi queste avventure sono incredibili. Io poi arrivo al punto anche della parte che mi hai chiesto sugli esseri tridattili, cosiddette mummie, e in questo viaggio specifico poi ho scoperto uno dei motivi per cui ero stato richiamato lì, che una delle nostre guide mi ha, diciamo, era un amico probabilmente di lunghissima data, che ho conosciuto lì, insomma un'anima antica, e mi ha mostrato diciamo per conoscenza sua di prima mano, diciamola così, un significato ulteriore di parte della geometria sacra. Diciamo che forse me l'ha ricordato, ecco, per chi vuol capire. Bene, io ti ringrazio veramente per metterci tutta questa curiosità, anche perché, voglio dire, con lo stato attuale delle scuole moderne, e parlo delle scuole insomma tradizionali, avere la possibilità di studiare e di riprendere certi temi che sono stati occultati per centinaia di anni è sicuramente una grandissima opportunità per tutti noi. Quindi invitiamo i nostri studenti a aderire al tuo percorso, che inizierà a febbraio del 2024, e nel frattempo insomma potete seguire Roberto sul suo canale, Roberto Venturino, per cui insomma troverete
tutte le sue ricerche belle in mostra, in attesa poi che ci aiuti ad entrare all'interno del semplice linguaggio dei simboli. Grazie Roberto, e non so se vuoi dire un'ultima cosa per salutare. No, grazie mille, sì, ci vediamo al corso. Ci vediamo al corso. Arrivederci a tutti e grazie, alla prossima chiacchierata.